Buonasera e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. I principali titoli del pomeriggio. Arrivano aggiornamenti sulla sparatoria avvenuta al centro commerciale Le Zagre di San Giovanni Lapunto in provincia di Catania. Si sarebbe trattato di una sorta di regolamento di conti e non di una lite per il parcheggio come inizialmente ipotizzato. Sono stati individuati 3 responsabili. Un 21enne di Tortorici nel Messinese è stato arrestato per tentato omicidio. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, il giovane avrebbe investito con la sua auto un coetaneo con il quale poco prima aveva avuto una lite per futili motivi. Pronto il piano idrico della regione siciliana che prevede interventi per oltre 846 milioni di euro. Il progetto predisposto dall'assessorato dell'agricoltura è stato inviato al Ministero delle Infrastrutture per essere approvato e inserito nel piano nazionale. Il cimitero dei Rotoli di Palermo avrà un nuovo forno crematorio, ad annunciarlo l'assessore con delega ai servizi cimiteriali Totò Orlando, che ha aggiunto che la struttura sarà realizzata entro 18 mesi. Chiudiamo con il meteo. Nella giornata di domani in mattinata si prevedono cieli nuvolosi su tutto il territorio regionale, nel pomeriggio rovesci sul Messinese e nel Trapanese, temperature ancora alte con picchi di 30 gradi a Catania e Siracusa. Ed è tutto per questa edizione. Tutti i dettagli su queste notizie li trovate sul nostro sito www.newsicilia.it. Grazie per averci seguito e arrivederci.